Io l'ho conosciuta. Non potete credere, una giornata incredibile. Vagavo per Nuoro, perso per i fatti miei, come teneva Paolo Conte, nella miglior tradizione della disoccupazione in questa città. Solitamente io ho altri modi di trascorrere il tempo, ma grada da fare questa fila SFKT. De badase, ma grada una salmattonella, sa. E tu le fissi, dopo 15 minuti è come se ti è buttato dentro un acido. A un certo punto vagavo con la macchina e imbocco via Ballero, un cordone di macchine, 10, 12 che suonavano, mi accodo, anch'io qualche colpo di clacson, dopo 10 minuti decido di scendere e di capire che cos'è che ha creato l'ingorgo. Sfilo tutto il cordone, dopo l'ultimo SUV, mi cazza a paese, a Zia Grazia. A guerra che in una bicicletta pedalata assistita. Fidi imbarata tipo spisetto, isutta, controllando. La panozia gra, i tesete facende, è un problema del carburatore. La panozia gra non dà carburatore, è una batteria, Però bella bicicletta bella scomporata, guardala. Accanto alla vacana, manco comporata là, poi già i prima este. Da chi la spiegare? Dai soldetto. Dai soldetto. Tanto l'attacco sul mermeddo, l'attacco mi ha fottito, ma... Era in una specie di trance, indifferente alle suonate di clacson. A un certo punto mi sono introdotto lì, in una pausa che mi ha lasciato in questa improvvisazione sul più classico dei standard nuoresi, Sirruccu, e gli ho detto, Zia Gra, però, non potevi stare in questo loco. Mi ha guardato, ha sbattuto le ciglia come se stesse scarrellando una beretta 965. Anche ti scuri che io sconcallere di sucro, ti scuri. Non lo serviente che non si muove, pare piantata, pare di una ruche. A quel punto mi sono offerto di dargli un passaggio. Però i clacson hanno lasciato un attimino spazio a quelle che stavano diventando invettive, frastimor di questa gente che non ne poteva più. Ma nessuno degli automobilisti aveva la più pallida idea della potenza di fuoco di Zia Grazia in termini dei Roccos. Io devo andare a lavorare, visto che a Susale sia, gli andà espresse. Zia Gra, abbarrai calma, spero, abbarrai calma, sa. Adesso vado dai vigili, qualcuno lo dovrà risolvere questo caos. Vai, sabia su vumu, e so spasso scontao, schiappar, vai. Ah no, io invece te, adesso ti chiamo, io molto Zanas. Antu non t'arvesca sta di a casa, non t'arvesca. L'ho presa, gli ho detto, Zia Gra, ho preso la bicicletta, gliel'ho poggiata sul marciapiede, la pano, Zia Gra, non poteva che nulla, bocca con panzo deo, a ove pizzas andando, a sa biblioteca de Bustiano. Ma la motivo io manzana sul cellulare, neanche è l'ultima chiamata che le facciamo, si deve presentare subito qua. Ah, no, andiamo in macchina, andiamo a biblioteca. Arrivati in biblioteca, parcheggio. Neanche il tempo di tirare su il freno a mano che virgeva l'ada. Io sono sceso perché l'ho visto che non era in modalità proprio moderatrice. Quindi gli sono corso dietro, si è fermata davanti all'entrata della biblioteca, s'ha dalluto una sigaretta. La Zia Gra, no, non podia spippare. Si è alzata, mi ha guardato e ha fatto, io ho scritto cenere, Pippo in uve cazzo mi pare. Ma poi no, ma Zia Gra, dovete avere un pochino di classe, di portamento, tenere un pochino, insomma, se il premio Nobel, grazie a Deledda, mi ha guardato, io dico, grazie a Deledda, anche ti viene a tirare chissà Bertoletta, ti viene, e ti sa barra sin fora, sa. Siamo entrati, dentro ha scatenato un 48. Boh, che schintottuve. Io ero di sparte e ho capito dalla disputa che la biblioteca gli contestava un prestito di un libro scaduto da 13 mesi. E essa non che lui queria tornare. A che gli ho detto, Zia Gra però, ha una ragione. Sul libro lo danno in prestito e poi lo devi tornare cassi solo. No.
così mai su meu, così mai su meu. Poi a un certo punto è entrata in modalità curiosona. Si è staccata da noi e si è imbambolata con quei porta CD che ci sono in biblioteca, quelli che fanno il ventaglio. Lo sapete presente? Ho approfittato di questa distrazione e gli ho detto al bibliotecario: cazzo, non possiamo fare un'eccezione, insomma, dai, intanto non vedo d'ora sul libro, ve lo pago, insomma, è sempre un premio Nobel, E il bibliotecario si è avvicinato, sempre sottovoce mi ha detto: Alessi ti ha fatto sul premio Nobel, ha piccato tutto sul libro di Pirandello, che lo so tornare dopo 3 giorni, bruschiettante. E siccome te la conosco, a grazia, poi non è che magari che cosa che non torna. Infatti quando è uscita mi sono messo lì a sfogliare tutti i libri. Alessi ti ha fatto sul premio Nobel, in cada pagina del Pirandello ha scritto gelosone, gelosone, gelosone. Oh, io siamo anche a piccausi che vita andante, manco salutante. Il bibliotecario ha provato a lanciare l'ultimo salvagente. Ha detto: io non so più cosa dirvi, prima che vi estromettiamo da qualsiasi tipo di prestito, torrai a domo, piccai sul libro e torrai chelu. Bordao un'ora. Anche tanta che satizzola, tanta che non ti ne torro. Siamo usciti fuori, si è placata, e mi ha fatto idea per fare, io sul libro. Vai, vieni che me cosa. Pigliamo la macchina, no, a piedi. Ha cominciato a camminare. Io ho pensato: a questo devi andare il Nobel per la fisica. Fidi in deroga a qualsiasi legge di gravità, non toccava a terra. Questo jeans e queste soldini fucsia. Abbiamo imboccato Vico Giusti e si entra a 60 orari. Arrivata lunga alla staccata, tornavo a raddrizzare e ha cominciato a suonare il citofono, il totuve. Dopo 40 metri giustamente arrivavo Deo, sul citofono suonavo e dai sopra: ma ne bada, sa. Ma ne bada, non ti ne brigonza. In Bucamo, grazie ad Elena, non l'avevo, via grazie ad Elena non me la io vita, l'avevo persa. E chi ti trovo? Zio Giampaolo Mele, che non aveva proprio l'andatura dell'informatore turistico, fidandante de Bolina, ok? Stava risalendo il vento, non ne potevo più la Zio Giampaolo, dazzemi una mano voi, mi servi di un'informazione. Per San Francesco abbiamo già dato. Zio Giampaolo, proprio aghere. Ascoltai, non è che mi ha servito a sia grazia corrente, a questa andata. E ho zero questa buzzacca, si essi 3 se ti lunaro. E sta andata qui. Io ero scioccato, si è rimesso a camminare lui, sempre a Bolina, e canticchiava: quanti anni avevi quando eri piccolo? Quanti anni avevi quando eri piccolo? Io mi sono rimesso a correre e pensavo: Sorgenio Orzenuoro, non mi dato chi sarà 6 anni, ragazzi. Non mi dato chi sarà 6 anni. Insomma, sono riuscita a raggiungerla, eravamo nella via di Ciusa. Arriviamo sotto casa di Ciusa, poi la maita sta facendo: li paghiamo sulla brulla, li paghiamo sulla brulla. Li sono sul campanello, davanti alla finestrella dello studio, la disettao chi sia dai Savigoi. E si Ciusa, passi a gra, sto travallando però, e siete sempre disturbando, non date scusa alle vacchere. Chi sono? Dai, sempre scusa brulla e merda, dai. Chi sono? Se no, non mi cando. Sei la madre dell'ucciso con cui ho vinto la Biennale a Venezia? No. Zocco Mare Chicca, isettando sul postale in ritardo da Battorores. Sembrava che avesse ingoiato un defibrillatore. Era una scintilla di vita, non veniva bene. Allora, come te facciamo? Andiamo a fare questo aperitivo al bar Maggiore. Ma non si aggrava, ha portato il suo portafoglio in macchina. Portafoglio. Io, chi non mi pago mai. Vieni. Arriviamo al bar Maggiore, pari a Samere. Se settia, arriva la cameriera
Cosa gradite? 2 spritz. Su suo però aveva una particolarità, l'ha voluto con 3 cannucce. Non avevate questo bacinello dei spritz e lei ha messo le 3 cannucce in bocca e ha cominciato a fare bollongasa. Così. Per adesso l'ingannante di un geyser. Dopo 2 minuti i clienti che erano a fianco sono stati attratti a mettere facendo questa macca. Gonfiava ritmicamente, svuotava le guance, poi a un certo punto ha fatto però e basta, prende le cannucce, le butta, ha tutto uno zucco su, spritz e poi fa chissà se funziona questa cosa. Vai in Zumurgia Mannau per imparare la respirazione circolare e va che questa cosa. Però mi pare che prima di imparare a suonare la salonella sai che diventa alcolista. È arrivata la cameriera a presentarci il conto. Tremavo. Issa vidi perfetta. Ha preso lo scontrino, l'ha girato, gli ha chiesto la penna alla cameriera, mi ha fatto, fa che me lo pago di quella musica, tipo di quella mastro dell'Inna che si dà una musica, che tutto so spodi che se... Ma è uno beatbox. Non li scovacche, va che me lo beatbox. Poi cominciavo... Essa cominciava le grandi parole che all'undasa, io forzasi, non ho una ispirazione. Le grandi parole si scrivono col silenzio. Punto. Guarda la luna. La dau si scontrina sa pizzina e l'ha fatto manteniti su resto. Però non si aggrama voi spaccai se chissà spararla, sa? Sempre io. Una volta ti la voglio contare. E venne a mi visitare compare Pepino Mereu da Tonara, in moto. Esco là a piccare Pizzullo, a Ninetto, vai Ghilarsa. Sono arrivato a Nuoro, ma è ora che si stradale viene incastrato. Si stradale non me la va chiata a comprendere più il Ninetto Gramsci, io chiedo un casco di parrucchiera, comunque. Abbiamo provato a gli spiegare, non l'hanno ancora inventato un casco che in mano, la servita sa conca di Ninetto. Insomma, non siamo sardausi su Bar Maiore, tutta la notte. Poi a un certo punto abbiamo cumbido saludeo. Poi cominciamo a paccare zero a scrivere, a paccare zero a scrivere, a paccare zero che l'abbiamo finita a sera di manzana. Però si staffa che io venivo lì a Sportolo. Che là io venivo. Poi, guardate, a fatalisci che va che musco. Una pausa no, segra. Andiamo su Montortobene. E lì ci siamo seduti nel parco come nipote, nonna, e guardavamo i bambini che giocavano. E lì vi dico la verità, parlavamo del Pio del Meno, e ho detto, sì, certo, lo tempo sono cambiato, la mentai scando però non fa che risire, non narrava c'è la mamma del sole. Questa mamma è su sole. E mi ha fatto, vabbè, scambiao, si che ta soricra, in qualche famiglia moderna de como io che l'intende regalo. Dai, e dai per favore. No, c'è la mamma del sole. E dai, aiuto. No, c'è la mamma del sole. Sul problema che si sono un po' invertite le parti. Come viene a dai e pranghe dei suni su, vabbè, sa mamma. E chi dice c'è la mamma del sole sono i bambini che non si chiedono staccare dai sul cellulare. Dopo la mente che non era una mia Maria Pettena, Balzena Zeriucomo, c'è Maria Pettena fuori alle 3, 2 minuti in WhatsApp organizzano in vinti, gli danno una surra e la filmano. Metti bene il pettine e sciuca, mantenili bene su piedi sopra sta pala, 7 milioni di visualizzazioni fa che muschi in custa. Però poi lì ho visto l'artista, il modo in cui guardava i bambini, sembrava un po' come se le parole che avesse messo nero su bianco per una vita fossero animate, saltassero dall'altalena allo scivolo, al gonfiabile, finché a un certo punto è arrivato un bambino che sembrava tenere in mano qualcosa con una cura, una grazia incredibile, ma io non riuscivo a vedere. Gliel'ha messo in mano, lei l'ha preso, l'ha custodito perfettamente, l'ha messo nella tasca, si è seduta e ha aperto le braccia, come se fosse uno dei suoi nipoti. E questo, pieno di fango, sudorato, stracche morto, si è abbandonato sulle sue braccia
E lei le ha fatto la cosa più tenera. E ha cantato una ninna nanna. Un canto ti peso a bocca e ballo. Isamente